Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Molto bene, allora vediamo di tornare, mangeremo sicuramente un boccone al volo, ci prepareremo per l'esame, vediamo un po' dov'è, qui addirittura c'è musica folk degli anni 70, perfetto. Allora, vediamo se possiamo trovare il nostro caro frigorifero. Cosa possiamo fare alle 2 di notte? Vediamo di preparare gaufré, maledizione, abbiamo bisogno del forno, neanche il forno c'è in questa università, l'abbiamo bruciato l'altro giorno. Allora, vediamo un po'. Brodo in scatola, perfetto, così lo rigurgiteremo anche nelle prossime ore. Ok, vediamo di salire intanto al piano superiore e dopo una bella doccia, magari fatta al piano secondo, eccola qui, vedremo di andare direttamente a letto. Ok, vediamo di dormire in modo estremo. Ok, molto bene. Allora, il nostro caro Bill Jacoby è riuscito a ottenere finalmente la prima storia romantica, eccola qui finalmente con la nostra Ashley Corono, sicuramente ci potrà aiutare con la nostra carriera da sportivo, però diamo un'occhiata a cosa combina il nostro caro Russell Lance. A quanto pare la sua barbetta è sempre più folta, la pipì ormai l'ha gettata dall'altra parte, quindi ormai siamo tranquilli. Ok, sicuramente dobbiamo studiare per la nostra prossima sessione d'esame che è tra 5 ore, vediamo se è vero, vediamo un po', appunto venerdì la nostra prossima lezione, quindi adesso nel momento in cui vedremo di dormire nella maniera migliore, recupereremo le forze e visto che mancano solo 5 ore ci alzeremo e studieremo, come dire, una sorta di ripasso della nostra criminologia, le migliori pratiche di economia competitiva. Ok, ed ecco che arriva direttamente a letto il nostro caro Bill Jacoby alle 5 del mattino, mentre il nostro caro Russell Lance era ormai ore che dormiva, probabilmente era nel suo miglior sonno. Intanto qui abbiamo un Picasso alla nostra sinistra, Leonardo da Vinci in persona, che ovviamente continua a dipingere, c'è addirittura il cavalletto insieme a qualche altro strumento per dipingere, eccola qua questa fantastica tela, ma ancora c'è il nostro graffito al piano di sotto. Ah, eccolo qua, perfetto, mancano probabilmente 3 giorni prima dell'inverno, la stagione si fa sempre più dura e sicuramente abbiamo completato un altro desiderio perché ci siamo riscaldati con il nostro caro amico. Allora, vediamo un po', innanzitutto dobbiamo, come dire, studiare per la nostra prossima sessione d'esame, quindi vediamo di alzarci immediatamente. Allora, il nostro Bill Jacoby sicuramente sarà in netta difficoltà, però con il suo bigliettino se la caverà abbastanza bene. Vi ricordo che un progetto della tecnologia moderna, ovvero il nostro libro, è ancora incartato, ovvero non abbiamo ancora avuto modo di scartarlo, quindi sicuramente non abbiamo letto neanche la prima pagina. Attenzione che ci sono dannate note di una pessima canzone, vediamo di spegnere questo dannato stereo, maledizione. Ok, allora vediamo un po' quello che possiamo fare. Studiamo normalmente, anzi studiamo sodo in modo tale da aumentare nuovamente la nostra preparazione e in seguito vedremo di scendere al piano inferiore, prenderci magari un bel caffè arabico proveniente direttamente dal mondo orientale e dirigerci direttamente alla nostra sessione d'esame. Allora, sicuramente anche tra 2 ore avremo il nostro esame con il nostro caro amato Bill, quindi vediamo di alzarci in piedi. Allora, vediamo un po', beviamoci anche noi un bel caro caffè al piano inferiore, eccolo qui. Questa volta vediamo di prendere un Kai al caramello con schiuma extra, perfetto. E vediamo un po' quello che possiamo fare per quanto riguarda ovviamente il nostro smartphone. Allora, invece di possiamo scrivere addirittura un altro bigliettino di appunti, questa volta nel nostro cellulare, così avremo sicuramente le doppie possibilità. Attenzione che mi pare a me che non c'è tempo, maledizione. Vediamo un po', eccolo qua, mi sa che dobbiamo andare direttamente a frequentare la nostra lezione, quindi non c'è neanche il tempo per il nostro caffè. Scriviamo immediatamente il nostro bigliettino di esame, presto che ce la facciamo, avanti maledizione, proprio le ultime 2 ore, forza amico mio. Attenzione, dov'è Russell? Perfetto, stiamo studiando ancora sotto, dobbiamo dirigerci all'esame, maledizione. Vediamo di andare, intanto abbiamo la mente affilata come un rasoio, perfetto. Allora, vediamo un po', vediamo se siamo riusciti a completare questo dannato bigliettino. Avanti, ok. Metticela tutta, implora il professore per avere un buon voto, imbroglia all'esame. Usa tutto quello che hai a disposizione per superare l'esame imbrogliando, ma a rischio di farti scoprire. Ovvero il nostro caro Bill Jacoby si dedicherà a questa nuova tipologia di imbroglio, magari col suo smartphone, e invece il nostro caro Bill Jacoby come dire, ce la metterà tutta impegnandosi al massimo per superare l'esame. Allora, questo è sicuramente un esame molto importante per i nostri 2 cari sim, sicuramente il nostro caro Russell Lance sarà molto più preparato, avendo studiato ovviamente l'intera sessione universitaria. Vediamo quello che possiamo fare ed eccoci appunto, benvenuti all'inferno, lasciate ogni speranza voi che entrate davanti a questa fantastica porta in legno. Il nostro caro Russell Lance però un po' ritardatario, ovviamente come tutti i geni disponibili all'interno della nostra università, anzi è dall'altra parte, ovviamente perché i nostri 2 cari sim vanno in 2 università diverse, quindi certamente dobbiamo superare l'esame, magari provarci nell'altra scuola. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare, vediamo se possiamo andare a vederlo proprio dall'interno, mi sa che non c'è la possibilità di fare tutto questo. Attenzione
attenzione che continua ovviamente la nostra grande sessione d'esame, come dire, imbrogliando durante queste ultime ore. Vediamo se ce la possiamo fare. Abbiamo ancora il nostro bigliettino per gli appunti, stiamo migliorando addirittura il nostro rendimento. Dai che manca davvero poco. Ma cos'ha Russell che è molto stressato? Ha i nervi tesi per questa dura sessione, sicuramente tutti lo farebbero, quindi vediamo di risolvere il tutto nella maniera più rapida possibile. Ok, vediamo un po' quello che è successo. Risolvi un'equazione, mamma mia, vediamo di che cosa si tratta. Risolvi al volo quella formula tridimensionale, hai l'occasione di ricevere credito extra e il rispetto del professore. Non lasciare che qualche genio incompreso che lavora come bidello la risolva prima di te, quindi assicurati un mentore infallibile. Risolvi un'equazione su una lavagna bianca presso l'edificio associazione studenti. Perfetto, sicuramente ci daranno crediti extra e, come dire, riusciremo a essere molto più competitivi degli altri. Però è strano che questa possibilità, questa opportunità l'ha avuta Bill Jacoby. Bene, vediamo quello che è successo, i risultati degli esami. Sia Bill Jacoby che Russell Lentz sono riusciti ad avere un grande successone. Eccolo qui Bill Jacoby, nonostante la sua grande, come dire, ignoranza per quanto riguarda ovviamente l'esame di tecnologia, è riuscito a superarlo con un grande successo. Eccolo qui. E invece Russell Lentz, anche egli è riuscito a ottenere un grande vantaggio all'esame di giornalismo 101, superandolo probabilmente con il massimo dei voti. Molto bene, però ovviamente inizia adesso il nuovo corso per la nostra nuova avventura, ovviamente la nostra nuova sessione d'esami che comporterà sicuramente nuove lezioni, ma soprattutto anche nuove tipologie di studio. Però in questi ultimi 2 giorni, sabato e domenica, vedremo di far divertire i nostri. Ed eccoci al termine del nostro esame, vediamo di capire quello che succede. Abbiamo Magua dell'ultimo dei Moicani davanti a noi, probabilmente non avrà risolto l'esame. Vediamo un po' adesso di frequentare immediatamente la nostra lezione, vediamo un po'. Ah, la seconda parte dell'esame ancora non è finita, maledizione. Vediamo di mettercela tutta sempre con il nostro caro Russell Lentz dall'altra parte, perfetto. Intanto Bill Jacoby, come dire, la prima parte dell'esame è riuscita a imbrogliarla. Io addirittura stavo per fare festa dopo aver, come dire, giocato ed essersi divertito per l'intera sessione d'esami. Adesso vedremo di affrontare questa seconda parte nella maniera migliore. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Diamo un'occhiata, il primo esame è stato risolto in grande stile, quindi vediamo di cavarcela molto ma molto bene. Abbiamo ancora qualche altro bigliettino, perfetto, l'ho fatta franca, Bill ha imbrogliato e l'ha passata liscia. Basta ricordare che una cosa è sbagliata solo quando si viene scoperti a farla, mentre il nostro caro Russell, come dire, è riuscito a ottenere il massimo dei voti senza alcun problema. Allora, vediamo un po' di aumentare la velocità per capire se riusciremo anche a farla franca questa volta, imbrogliando al secondo esame di questa giornata. Credevo che fosse uno l'esame, invece sono diversi. Ok, sicuramente nei prossimi giorni vedremo un po' di lavorare per quanto riguarda di divertirci nella maniera migliore per riprenderci proprio al meglio per le prossime sessioni d'esami, che ovviamente comporteranno la nostra promozione e ovviamente il nostro caro risultato, ovvero la nostra laurea per il nostro lavoro all'interno della prossima mappa. Allora, vediamo quello che possiamo fare, vediamo di imbrogliare a questo prossimo esame. Intanto abbiamo gli occhi che si chiudono da soli, siamo molto ma molto stanchi, maledizione, il nostro umore ne risente. Forse siamo così stanchi che abbiamo anche un po' di artrosi alle mani, ci cadranno ovviamente i bigliettini dalle mani, quindi cerchiamo di stare attenti. Intanto conseguire una laurea per il nostro caro Bill Jacoby è un sogno, quindi vediamo di metterlo nel cassetto immediatamente. Ancora addirittura il nostro caro Russell Lentz ha diminuito l'impegno, da mettercela tutta a impegno normale, perché sicuramente ha molta fame, una fame acuta e nervi molto tesi, quindi adesso vedremo di divertirci nella maniera migliore, ci butteremo in una vasca idromassaggio e inizieremo a, come dire, a sorseggiare champagne. Vediamo un po' se siamo riusciti a ottenere il risultato migliore davanti alla porta dell'inferno, vediamo quello che siamo riusciti a fare. Diamo un'occhiata, un bel bagno caldo potrebbe essere addirittura il metodo rilassante proprio nella maniera migliore. E il Russell Lentz ha avuto come dire, un successone all'esame, mamma mia, addirittura. Oh, questa faccia non mi piace di Bill Jacoby, vediamo che è successo. Aia, l'esame non è andato bene come Bill Jacoby sperava, è stato bocciato. Ah, maledizione, vediamo che è successo. Allora, cattivo rendimento all'esame, andare male a un esame è una cosa disastrosa, ma Bill ha combinato un vero disastro, maledizione. Allora, vediamo quello che possiamo fare magari per i prossimi esami. Ah, maledizione, forse non abbiamo ottenuto abbastanza crediti, ci è andata bene la prima volta, ma la seconda volta, come dire, non ce la siamo cavata abbastanza bene. Allora, vediamo di tornare a casa, come dire. Attenzione che c'è forse un altro esame, forse possiamo essere promossi nel terzo, possiamo fare, come dire, 2 su 3, vediamo se possiamo implorare il professore per ottenere un buon voto, magari può essere il terzo esame. Intanto Bill Jacoby, come dire, si ritroverà da questa parte della nostra scuola, mentre, come dire, il nostro Russell Lentz vedrà di impegnarsi come al solito normalmente, perché ovviamente non ce la fa più, avendo superato ovviamente anche quest'altro esame. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare, aumentiamo nuovamente la nostra velocità, il nostro rendimento è al massimo. Intanto stiamo implorando il nostro caro professore, che è sempre un buon amico,
Attenzione, attenzione, cos'è successo? Imbroglio scoperto. La frode accademica è un crimine grave. Bill è stato scoperto e ora dovrà salvare la faccia. Oh no, hanno scoperto che ho imbrogliato all'esame. Maledizione, mi sa che siamo completamente fritti. Aia, aia. Anche in questo esame mi sa che il nostro caro Bill Jacobi è stato fregato. Vediamo un po' dove si ritrova. Però noi stavamo, come dire, implorando il professore. Forse non siamo riusciti a farlo nella maniera migliore. Aia, vediamo dove stiamo andando, nettamente al dormitorio. Niente, questa sessione d'esame non è andata abbastanza bene per il nostro caro Bill Jacobi. Sicuramente dovrà tornare al dormitorio. Non è ora di lezione. Per ulteriori informazioni controlla l'orario. Maledizione. Niente, vedremo di continuare per quanto riguarda ovviamente il nostro rendimento nella prossima sessione d'esame. Però adesso siamo, come dire, molto stanchi, quindi non potremo andare neanche alla festa della nostra cara amica. Quindi mangeremo un boccone al volo, un bel piatto appunto di cereali, una bella ciotola di cereali, e andremo a letto. La prima parte dell'esame era andata nella maniera migliore, eravamo riusciti a imbrogliare, però nella seconda parte ce la siamo cavata un po' maluccio, maledizione. Vediamo invece cosa combina il nostro caro Russell Lenz, ovviamente il nostro unico asso nella manica per questa vita universitaria. Allora, vediamo un po' quello che riusciremo a fare, vediamo un po' cosa succede ai migliori studenti. L'università ovviamente stila un elenco speciale dei migliori studenti, essere uno di loro è positivo e Russell sicuramente è entrato a far parte dell'albo migliore degli studenti. E ha avuto anche un altro successore all'esame di studio dei classici e sicuramente siamo riusciti a superarlo in grande stile. Ci hanno invitato addirittura a una festa, però come dire non ci vediamo più dalla fame, quindi vediamo di raggiungere immediatamente al dormitorio e in questi ultimi 2 giorni vedremo un po' di divertirci nella maniera migliore. Come dire, la sessione d'esame è andata abbastanza bene per il nostro caro Russell Lenz, è riuscito addirittura a ottenere il massimo come dire, punteggio disponibile, beccandosi anche una bella influenza. Bill Jacobi sta iniziando a sentirsi male, maledizione, come potete appunto leggere dalla nostra icona in alto a destra. Maledizione, abbiamo preso i germi per questa stagione, mancheranno, vediamo un po', 3 giorni prima dell'inverno, dobbiamo ripararci per quanto riguarda ovviamente i nostri vestiti. Intanto prendiamo un bello hot dog con tofu, vediamo di cucinarlo immediatamente nel nostro caro microonde e magari farci una bella, come dire, un caro sonnellino nel nostro piano superiore. Ok, allora, sicuramente il nostro caro, come dire, il nostro Bill Jacobi, come dire, ha preso l'influenza. Vediamo un po' i germi. Bill si sente un po' contagioso del solito e potrebbe, come dire, essere un buon momento per stare al caldo e sicuramente non vuole contagiare gli altri suoi amici. Ricevere il vaccino anti-influenzale potrebbe essere un'ottima opportunità per combattere ovviamente questa particolare tragedia, però sicuramente all'interno della nostra università non c'è né un'infermeria né un ospedale, quindi dovremmo raggiungere nettamente la nostra città di residenza, ovvero la nostra cara Sunset Valley, per raggiungere ovviamente il nostro ospedale. Quindi dobbiamo, come dire, subire la nostra febbriciattola che abbiamo durante queste ultime ore. Come potete vedere, la stagione invernale, autunnale, comporta dei rischi e sicuramente Bill Jacobi, dopo essersi divertito con la sua ragazza allo stadio quella sera, ovviamente senza un ottimo equipaggiamento, come potete vedere si è beccato una bella influenza e magari un bel raffreddore. Allora, vediamo un po', innanzitutto Russell Lenz adesso, come dire, è riuscito, gli hot dog con tofu gliel'hanno fregati dalle mani, sicuramente se li sarà mangiati Magua, qui l'ultimo dei moicani, maledetto lui e tutta la sua tribù, eccolo qui proprio che sta divorando il nostro pasto. Vediamo adesso quello che riusciremo a fare per quanto riguarda l'indomani. Allora, vediamo di fare una bella colazione, magari una bella, come dire, un bel po' di pane e marmellata potrebbe essere ottimo per l'indomani e sicuramente ci divertiremo un po' alla PlayStation, vediamo un po' quello che possiamo fare giocando a un nuovo videogioco di skate per l'intera giornata. Ok, mentre il nostro caro Bill Jacobi potete vedere che potrebbe essere un po' nervoso, sicuramente arrabbiato per il suo esame non passato, però potete vedere che sta vivendo un grande momento di esaltazione, quindi non gliene può fregare di meno e siamo completamente felici di questo suo stato, come dire, interiore, e ovviamente tutto completamente reciproco ai nostri cari tratti che abbiamo scelto. Attenzione che qualcuno ci sta facendo qualche scherzo. Brusco risveglio, hanno acceso la radio. Chi è questa dannata? Tammy Parker, la sorella di Peter Parker, ovviamente l'uomo ragno. Eccola qui, maledetta, ci ha acceso la radio. Vediamo di spegnerla immediatamente e ritornare a letto, che stiamo per crollare del sonno che abbiamo. Allora, il nostro caro Russell, vediamo di reagire a questo dannato rumore. Ritorniamo a letto che non ce la facciamo più. Ok, spero ragazzi che questa avventura vi sia piaciuta, come dire, questo gameplay di esame, ovviamente un gameplay molto particolare per quanto riguarda ovviamente i nostri cari sim. Intanto abbiamo ottenuto un bel SMS della nostra cara Ashley Corono. Parteciperemo
parteciperemo sicuramente alla festa che avverrà alle 21, molto bene, vediamo un po', tra un'ora, mamma mia, non credo di poterci, anzi forse sì, perfetto, parteciperemo nettamente alla festa della nostra cara amica, perché sicuramente inizierà tra un'ora, e sicuramente ci divertiremo nella maniera migliore, anche se abbiamo subito davvero molti colpi bassi quest'oggi. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questo gameplay che abbiamo quest'oggi vissuto con i nostri cari sim. Potete vedere che il nostro caro Russell Lance è riuscito a cavarsela molto bene. Come vi avevo appunto detto in precedenza, la sessione che abbiamo scelto ovviamente all'università è una sessione molto complicata. Ovviamente abbiamo terminato la prima settimana di lezione, come avete ben potuto vedere, lunedì, martedì, mercoledì e così via. Adesso sabato e domenica saranno, come dire, 2 giorni feriali per i nostri cari sim, per farli divertire e recuperare le forze per la prossima sessione. All'interno della prossima sessione vedremo un po' di affrontare nuove materie, nuovi libri di studio e, come dire, riuscire a ottenere una grande quantità di crediti. Però vi assicuro che non basterà anche la prossima settimana per ottenere la laurea, dovremo fare un'altra settimana ancora all'università, quindi in totale 3 settimane per ottenere ovviamente la nostra cara e amata laurea. Non so se Bill Jacobi riuscirà a ottenere la quantità tale di crediti per ottenere il tutto, però magari riuscirà a ottenere un grande vantaggio nel lavoro, magari nel mondo del lavoro vero e proprio, quando tornerà a casa. Quindi sabato e domenica, ovvero questi ultimi 2 giorni che abbiamo a disposizione, il nostro caro Bill Jacobi li dedicherà alle feste, ma sicuramente anche a dedicarsi un po' alla vita da Schwarzenegger in palestra, per modificare ovviamente il suo aspetto fisico e guadagnare innumerevoli punti in atletica per sfruttare ovviamente la carriera poliziesca o addirittura militare, diventando appunto astronauta dell'esercito degli Stati Uniti. Mentre il nostro caro Russell Lance per i prossimi giorni vedrà di divertirsi per evitare di stressarsi per queste ultime 2 giornate, e magari vedremo un po' di trovare una bella ragazza per il nostro caro amico studioso, per il nostro caro Secchione, che ha ottenuto 110 lode all'esame. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, sempre qui su The Sims 3 nella nostra cara e amata facoltà. Ciao a tutti!